ospite d'onore della cerimonia di inaugurazione dell'anno dedicato al terzo settore. Oltre 4.000 volontari accolgono in fiera Sergio Mattarella applaudendo il suo intervento carico di emozione e poi bagno di folla in città. Sul palco anche gli interventi del sindaco Giordani e del governatore del Veneto. Solidarietà e capacità di risolvere i problemi da soli, dice Zaia. Questo è il DNA del Veneto, come la voglia di una maggiore autonomia. Sono negativi al coronavirus gli esami effettuati sul ventenne ricoverato ieri a Belluno, che al rientro da una permanenza a Cantone in Cina aveva presentato febbre e tosse. L'esito delle indagini da Padova. 20 kg di droga e €500.000 sono gli ulteriori sequestri effettuati dai carabinieri nell'operazione Tsunami, che ha smantellato l'enorme traffico di droga nel veneziano. Pericoloso latitante, pluriomicida russo ricercato a livello internazionale, arrestato a Noventa di Piave, alloggiava in hotel. Il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, in visita agli studi trevigiani di Antenna 3, forte il suo richiamo alla buona comunicazione. Eccezionale intervento all'ospedale Cafoncello di Treviso, bimbo di 9 anni affetto da gigantismo operato da un'equipe intervenuta su un tumore all'ipofisi. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, che si apre con un'ampia pagina dedicata all'inaugurazione, alla cerimonia di inaugurazione per Padova, capitale del volontariato, che ha visto arrivare per questo evento in città il capo dello Stato Sergio Mattarella. Oltre 4.000 i volontari che hanno accolto in fiera il Presidente della Repubblica, che è stato applaudito a lungo per il suo intervento carico di emozione. Padova, capitale europea del volontariato. Si tratta di un riconoscimento prestigioso alla città, alla sua cultura di solidarietà. Sale sul palco tra gli applausi scroscianti. Sergio Mattarella si rivolge alle migliaia di volontari arrivati a Padova, diventata ufficialmente capitale europea del volontariato 2020. Un riconoscimento prestigioso, ma che conferisce anche una grande responsabilità, dice Mattarella, ricordando che la città ha visto nascere e crescere figure di spicco come Don Luigi Mazzuccato e Francesco Canova, fondatori del CUAM, Monsignor Nervo, padre della Caritas italiana, o Monsignor Pasini, presidente della Fondazione Zancan, che si occupa di ricerca sociale. Il volontariato è votato alla fratellanza e alla pace. Per sua natura è portato ad alzare lo sguardo oltre i confini del proprio popolo, della propria regione, del proprio paese, per guardare all'umanità. L'augurio che Mattarella fa dal palco è quello che entro quest'anno si proceda nell'attuazione della legge sul terzo settore, coinvolgendo i protagonisti, in particolare i cittadini e le istituzioni. Importante anche il passaggio sul servizio civile universale, che può dare una mano a ricucire il paese, dice Mattarella, riprendendo lo slogan scelto da Padova per quest'anno da capitale del volontariato. Ai giovani si parla anche attraverso gli esempi e la coerenza dei comportamenti. E parlare ai giovani, coinvolgerli, rendere responsabili e lungimiranza. Il capo dello Stato ha ribadito l'apprensione per Silvia Romano, volontaria rapita in Kenya mentre svolgeva la sua missione di solidarietà. Mattarella ha poi concluso ringraziando i volontari, paragonandoli alla struttura portante della nostra società. Grazie per quel che fate. A rendere migliore l'Italia e a presentare una prospettiva di autentica crescita civile in tutta Europa. Auguri. Alla cerimonia ha presenziato un parterre istituzionale, da cui parte la riflessione sul futuro del terzo settore. Il volontariato è silenzioso, il volontariato è quotidiano, il volontariato è fatto di volti. Migliaia di questi erano a Padova per festeggiare la giornata in cui la città diventa capitale europea del volontariato. È la prima volta che l'Italia ottiene un simile riconoscimento. Emozionato il sindaco Giordani rivolge un grazie sincero a chi opera nel terzo settore. È loro il merito di questo traguardo, che è anche punto di partenza per riflettere sul futuro dell'associazionismo. Che si parli di cambiamenti climatici,
di sviluppo sostenibile, di immigrazione, di sanità o di istruzione, la sola opzione è quella del noi al posto dell'io. Dopo di lui anche il presidente Zaia racconta il volontariato, fatto di numeri importanti in Veneto, oltre 30.000 realtà associative. Il governatore ricorda anche Tina Anselmi, esempio di volontariato delle istituzioni che 40 anni fa diede vita al sistema sanitario nazionale. Per noi questo è il DNA, sono i tratti somatici di questa comunità, il volontariato. La persona ogni 5 fa volontariato. Quasi 1 milione di veneti, glielo dicevo prima, sui 5 milioni fa volontariato. Il governatore fa un accenno all'autonomia e la sala rumoreggia. Me lo lasci anche dire, anche l'autonomia e la sussidiarietà, quella che lei ha definito un valore costituzionale e che ha detto che è un vero elemento di unità nazionale. E penso che questi siano i valori che hanno i nostri volontari, avere il problema e autonomamente risolverlo. L'applauso scioglie il momento e si torna a parlare di volontariato, una foresta che cresce rendendo più forte il nostro tessuto sociale, conclude Zaia. La cerimonia racconta le storie di chi opera per gli altri. È solo l'inizio di un percorso che vedrà a Padova laboratorio di iniziative e riflessioni dedicate al terzo settore. È un grande momento che pensiamo di fare in autunno sulla nuova idea di solidarietà, cioè come coniugare, come costruire, come far dare un nuovo volto alla solidarietà italiana. Quello a Padova è stato un viaggio lampo del Capo dello Stato, 3 ore intense e la visita ai luoghi simbolo della città, Palazzo della Ragione, Cappella degli Scrovegni, la Basilica del Santo, il tutto condito dall'affetto della gente. La prima e la seconda carica dello Stato. Padova ospita per un giorno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Senato Elisabetta Casellati e così la città finisce sotto i riflettori nazionali. Come sempre rigido e puntualissimo il cerimoniale del Quirinale. Il Capo dello Stato arriva al padiglione 8 della fiera poco prima delle 11 con una manciata di minuti di ritardo. Ad accompagnarlo la sua scorta personale, ma anche 130 uomini della polizia e alcune decine di carabinieri. L'auto con le classiche bandierine sul cofano è seguita anche da un pulmino dei carabinieri con le autorità a bordo. Poco dopo mezzogiorno il corteo presidenziale lascia la fiera per fare visita al sindaco in municipio, quindi a Palazzo Moroni, ai musei civici e alla Cappella degli Scrovegni. Tutte tappe brevi, accompagnato dalle autorità. Ad attenderlo gruppi di cittadini che lo applaudono. Davanti a Palazzo Moroni il presidente stringe anche qualche mano. Attorno alle 13:20 infine visita privata alla Basilica del Santo, una tappa voluta espressamente da Mattarella, che trova ad attenderlo solo i sacerdoti della Basilica, la senatrice Casellati e il prefetto, mentre tutte le altre autorità non sono coinvolte nella visita al Santo. Anche qui accolto con affetto dalla gente, non molta perché i percorsi e orari della giornata padovana erano rimasti riservati fino alla fine. Ciao. All'uscita si trattiene con gli alunni della primaria Monsignor Liviero di Via del Santo, con le suore e le insegnanti e così, quasi simbolicamente, la giornata padovana si conclude con i bambini. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata alla cerimonia di inaugurazione di Padova, capitale europea del volontariato. Parliamo di coronavirus, sono arrivati nel pomeriggio, come annunciato, i termometri laser anche all'aeroporto Canova di Treviso, dopo essere entrati in funzione già allo scalo di Verona e Venezia. Termometri che serviranno per misurare la temperatura corporea dei passeggeri in arrivo da voli internazionali. E intanto sono arrivati anche i risultati dei test sul giovane ricoverato ieri a Belluno nel reparto malattie infettive del San Martino per un sospetto caso di coronavirus. Ebbene, gli esami hanno dato esito negativo. La conferma è arrivata dalla direzione prevenzione della regione Veneto. Nel pomeriggio il ragazzo è stato dimesso.
La buona notizia è arrivata a metà pomeriggio, quando dall'ufficio stampa della Regione Veneto è stato diramato l'esito dei test eseguiti a Padova sui campioni prelevati al giovane ricoverato da ieri nel reparto di malattie infettive del San Martino di Belluno. I test sono negativi al coronavirus, ha comunicato la direzione prevenzione della Regione Veneto. Gli esami sono stati eseguiti dal personale del laboratorio di riferimento regionale dell'azienda ospedaliera di Padova. I tecnici regionali precisano che la procedura prevede che vengano inviati al centro di riferimento nazionale dello Spallanzani di Roma solo i casi che dovessero risultare positivi. Il ricovero del giovane, rientrato lo scorso 30 ottobre dalla Cina, dove stava svolgendo un tirocinio di 3 mesi al consolato italiano di Jiangsu, a 850 km dall'epicentro dell'epidemia causata dal coronavirus, era stato disposto in via del tutto prudenziale ieri a causa del sopraggiungere in questi giorni di poche linee di febbre e di qualche colpo di tosse. Lo studente, al suo rientro senza sintomi di malattia, era stato consigliato dal virologo del San Martino di Belluno di rispettare 15 giorni di isolamento in via precauzionale. Al suo ingresso in reparto lo studente era però sfebbrato e le sue condizioni di salute sono risultate buone pure oggi. La direzione generale dell'ULSS Dolomiti ha comunicato che nel pomeriggio il ragazzo è stato dimesso. Continuano ad emergere dettagli sull'operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza che ha dato un duro colpo allo spaccio e al consumo di droga a Chioggia. 20 kg di droga e €500.000. Sono ulteriori sequestri effettuati dai carabinieri in abitazioni e garage di alcuni indagati nell'operazione Tsunami, che si aggiungono a quelli effettuati precedentemente con numeri importanti. 25 custodie cautelari e sequestri di beni per €7 milioni. Indagine di carabinieri e Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento di una banda dedita allo spaccio a Chioggia e nelle province di Venezia e limitrofe. Abbiamo cristallizzato l'operato di un gruppo di pusher che stabilmente riforniva tutto il Basso Polesine e la città di Chioggia, imponendo quasi un vero e proprio cartello per l'acquisto della sostanza, anche imponendo un po' quelle che erano le sostanze da vendere, perché per esempio si sono concentrati molto sulla cocaina, ma hanno anche permeato il mercato di altre sostanze come la marijuana e l'hashish, proprio per saturarlo e anche indurre magari al consumo gli acquirenti. Nello specifico, in quest'ulteriore perquisizione sono stati trovati 6 kg di cocaina in 3 garage di Raffaele D'Ambrosio. Era nascosta all'interno di un'auto e in alcuni borsoni. 9 kg di marijuana invece in un garage a disposizione di Alessandro Carrisi, che si sommano agli altri 4 sequestrati a Christian De Pascalis, arrestato in flagranza. E poi il denaro. Tra gli indagati, Marco Di Bella nascondeva €70.000 in contanti in una cassaforte all'interno di un'abitazione, oltre ad altri €170.000 dentro 3 beauty case in un'auto abbandonata. Sempre all'interno di beauty case, D'Ambrosio conservava €60.000, cui si aggiungono i €40.000 trovati in una cassaforte di proprietà di Sandro Furlan. Sommati ad altro contante, il computo totale supera il €500.000. Restiamo nel veneziano, dove un pericoloso latitante pluromicida russo ricercato a livello internazionale è stato arrestato a Noventa di Piave, dove voleva andare a fare shopping. Ai carabinieri al momento dell'arresto ha detto che si trovava a Noventa di Piave per far shopping presso il noto outlet. Si trova ora in carcere a Venezia in attesa dell'estradizione verso la Federazione Russa. Il 51enne pluriomicida russo, latitante e ricercato in tutto il mondo. Sono state proprio le sue generalità fornite in albergo a Noventa a far scattare l'allert della banca dati delle forze dell'ordine, mentre risultava che nella stanza accanto alla sua c'erano alloggiati moglie e figlioletto. Lui è segnalato come soggetto ricercato in tutto il mondo e potenzialmente pericoloso. Il latitante russo sarebbe infatti membro di un gruppo criminale attivo nella zona di Mosca. Secondo la magistratura russa, sarebbe lui ad aver organizzato un omicidio compiuto nel 2012 in un appartamento nella città di Ramenskoe, in cui furono uccise ben 4 persone, una coppia e 2 ignari ospiti. L'uomo, pur non essendo tra gli esecutori materiali dell'omicidio, figurerebbe come tra coloro che lo hanno progettato. Omicidio maturato forse per denaro e legato alla vendita di terreni sempre in Russia. Cambiamo argomento, è stato presentato questa mattina nella sede di Veneto Strade il nuovo sistema di monitoraggio di ponti e gallerie.
Nasce un nuovo sistema per monitorare lo stato dei circa 800 ponti e cavalcavia gestiti da Veneto Strade. È stato presentato nella sede della società alla presenza dell'assessore regionale De Berti. Consiste in una serie di apparecchi, estensimetri, inclinometri, termometri, flessometri, che vengono installati sul ponte e che con le due applicazioni che noi stiamo seguendo o singolarmente trasmettono il dato oppure nel sistema cablato trasmettono i dati a una centralina che c'è sotto il ponte, praticamente, che a sua volta trasmette i dati alla casa madre, diciamo, per poi elaborarli e verificarli. Intendiamo finire il catasto, chiamiamolo strade, entro fine di quest'anno, entro fine 2020. Dopodiché verranno scelti i ponti più critici in cui applicare il sistema di monitoraggio, perché sui 494 ponti che abbiamo in gestione non possiamo applicarlo in via generalizzata, ma sui ponti che verranno scelti perché hanno delle problematiche particolari rispetto agli altri, diciamo che entro fine 2022 2021, metà 2022 potrebbero essere installati tutti. Il progetto è in collaborazione con l'Università di Padova e tra i fondi già stanziati dalla Regione e quelli che arriveranno si parla di 30 milioni di euro. La sicurezza stradale per la Regione Veneto è un obiettivo fondamentale e è anche uno degli obiettivi del piano regionale dei trasporti e abbiamo intenzione di far diventare questo stanziamento di 5 milioni all'anno uno stanziamento strutturale. Sicuramente questi 15 milioni avvieranno questo progetto, ma poi i 5 milioni annuali saranno necessari per poter dare garanzia di sicurezza stradale ai cittadini. Ad essere monitorati però non saranno solo ponti e cavalcavia. Noi abbiamo 60 gallerie in gestione in provincia di Belluno e anche quelle vanno monitorate perché anche quelle possono costituire un potenziale pericolo per gli utenti della strada. Sulle gallerie stiamo sottoscrivendo un protocollo d'intesa con ANAS per uniformare i sistemi di monitoraggio. Fa discutere l'installazione di un bancomat di Prosecco alla Spina nel centro di Londra. Si tratta di un distributore automatico, lo vedete nella fotografia, di calici di Prosecco creato su iniziativa di una vineria della capitale. Immediata la reazione del presidente del Consorzio di tutela del Prosecco DOC, Stefano Zanette, secondo il quale rappresenta una frode nei confronti dei consumatori inglesi, oltre che un serio danno di immagine per la nostra denominazione. Il Consorzio si è attivato con i propri legali al fine di contestare l'illegittimo riferimento alla denominazione Prosecco apparso sul distributore londinese. Il Consorzio sottolinea anche che saranno intraprese iniziative opportune contro chiunque in Italia e all'estero continuerà a somministrare del vino alla Spina vendendolo come Prosecco. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi. Rieccoci in diretta per parlare di un intervento chirurgico realizzato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso su un bimbo di 9 anni affetto da gigantismo. Un intervento eccezionale, delicato, durato diverse ore. Il paziente è un bimbo di 9 anni affetto da gigantismo provocato da un tumore ipofisario. Il piccolo, che è stato seguito dalla pediatria di Vicenza, ha raggiunto 1,65 m. Ad operarlo al Ca' Foncello un team composto da Massimo Sonego di otorinolaringoiatria e 2 neurochirurghi, Jacopo Del Verme e Domenico Billeci. Il gigantismo è una rara condizione clinica caratterizzata dall'eccessivo accrescimento somatico. Nel momento in cui questo ormone, per la presenza di un tumore benigno, ma comunque di un tumore, produce in eccesso durante la fase di sviluppo questo ormone, ecco che le dimensioni in altezza del piccolo diventano notevoli. Se non corretto l'aumento della statura avrebbe potuto associarsi a patologie del sistema cardiocircolatorio e del sistema scheletrico sottoposto ad anomali sollecitazioni. Come sta ora il bimbo? Il bimbo sta molto bene, è stato dimesso, è stato controllato anche sotto il profilo anatomico delle fosse nasali, che va tutto bene, l'ho visto, è in piedi, cammina, è felice, non ha alcun segno invasivo perché l'intervento si fa per via endoscopica, per cui nessun taglio, nessuna incisione. È tornato a casa e sta bene. I primi esami effettuati al Ca' Foncello hanno dato ottimi risultati. Noi abbiamo visto già il crollo dell'ormone dell'accrescimento a valori normali, abbiamo già fatto i controlli nel post operatorio.
cui questo è l'augurio grande, dovrebbe crescere normalmente. E adesso la visita del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, negli studi trevigiani di Antenna 3. Forte il suo richiamo alla buona comunicazione. Non si regge una democrazia quando non c'è una informazione corretta, dove le persone non hanno accesso alle informazioni. Se non sappiamo, non possiamo contribuire a decidere, e se sappiamo male decidiamo male. Se sappiamo bene, decidiamo bene. Uno spunto di riflessione, ma anche uno stimolo a migliorare sempre il nostro impegno. Quello lanciato oggi dal Vescovo di Treviso in visita agli studi di Antenna 3 del gruppo Media Nord-Est. Ad accoglierlo gli editori Giovanni e Filippo Iannacopoulos e il direttore Luigi Bacialli, oltre a tecnici e giornalisti impegnati nelle produzioni quotidiane dell'emittente. Una visita negli studi dei telegiornali raccontando il presente dell'informazione locale che guarda costantemente al futuro. E la buona comunicazione sottolineata dal Vescovo è stato lo spunto di riflessione dell'editore Filippo Iannacopoulos. Abbiamo sulle spalle quello che ci ha detto, che ci consola, ma ci dà anche l'impegno di dire facciamo bene il nostro lavoro, perché è lì, proprio su questa parola bene, ogni singolo compito, ogni singolo momento della nostra giornata, è perché abbiamo un servizio di interesse pubblico, e quindi questa parola bene, no, che si lega poi a tutto, deve essere il centro della nostra azione. Un impegno importante, ha sottolineato il direttore Luigi Bacialli, in un tempo dove ad internet troppe volte si associano quelli che la Bibbia indica come i falsi profeti. In un momento in cui prevalgono i social con le informazioni strampalate e anche a volte molto insidiose e pericolose, l'informazione che garantisce il nostro gruppo è davvero molto importante, perché credo che contribuisca non solo a trasmettere anche dei valori, no? La serietà, la precisione, soprattutto il contatto con i cittadini, no? I nostri editori hanno sempre detto fin dall'inizio, sempre dalla parte dei cittadini. E in un tempo dove il digitale e la tecnologia portano paradossalmente sempre più all'isolamento, per Monsignor Tomasi la risposta sta sempre nel buon uso della televisione. Come utilizzerebbe la televisione Gesù Cristo oggi? Lo utilizzerebbe per contattare le persone e per fare dei grandi raduni dove può incontrare personalmente le persone. Ecco, la televisione e gli strumenti di comunicazione anche elettronica come strumenti, come opportunità per incontrarsi, per tornare sulle piazze a vedersi e a festeggiare insieme. Al termine della visita la benedizione del Vescovo a tutta la grande famiglia del gruppo Media Nord-Est. E la benedizione di Dio, che è amore onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti e con voi rimanga sempre. E buon lavoro e buona vita. E continuiamo a parlare di noi, della nostra programmazione, perché questa sera c'è un nuovo appuntamento con la nostra storia su Antenna 3, Asolo, ma anche l'eterno confronto tra Stato e autonomie locali, la politica ai tempi del pentapartito, eppure anche le grandi incompiute tra gli argomenti di questa puntata. I comuni italiani e veneti l'avevano detto a chiare lettere anche al Presidente del Consiglio Craxi, intervenuto in ottobre a Padova all'Assemblea nazionale della loro associazione, l'ANCI. Senza una reale autonomia impositiva e senza un'organica legge triennale sulle autonomie locali, i comuni rischiano il collasso finanziario e la paralisi progettuale a lungo respiro. Concetti di oggi, raccontati in un telegiornale di 33 anni fa. Questo è uno dei temi della nuova puntata de La nostra storia, l'appuntamento del venerdì sera dalle 21:15 ad Antenna 3. Con il sindaco di Asolo approfondiremo questo tema, ma anche il percorso UNESCO della città dei 100 orizzonti, arrivata al secondo millennio senza cambiamenti epocali, rivedendo volti e storie di un'epoca dove la politica era estremamente variegata. E il pentapartito nelle sue declinazioni trevigiane sarà un altro dei temi toccati, guardando le immagini di un vertice quando il sindaco era espressione partitica più che popolare. Infine racconteremo alcune grandi incompiute della città di Treviso, raccontate così in un altro servizio del 7 febbraio 1987. Sì dunque dalle due commissioni al progetto di collegamento di Viale Brigata Marche con Viale della Repubblica. La strada farà anche da importante collegamento tra Viale della Repubblica e la prevista tangenziale est. Tangenziale est, la cui progettazione di massima ha pure ottenuto il parere positivo delle due commissioni. Avrà inizio dalla tangenziale sud, all'altezza della rotonda dell'ospedale, per raggiungere la zona del casello autostradale di Treviso Nord a Lancenigo.
Prima della nostra storia però torna puntuale 20:10, parleremo del giorno del ricordo insieme a Pietro De Cleva, esule istriano dell'Associazione Nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Benvenuti al Meteo. Situazione meteorologica stabile per effetto di un anticiclone che insiste sul nostro territorio. Il dettaglio di sabato 8 febbraio. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per locali foschie al mattino sulla bassa pianura. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 7 e 11 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli, Venezia, Giulia, con tanto sole un po' su tutti i settori, infatti non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, valori massimi invece tra 10 e 11 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui il sole sarà prevalente con poche nubi a carattere sparso un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a -4 gradi, massime invece tra 9 e 12 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.